diciamo, quello che rompe un po' lo status quo del supereroistico, ed è Martian Manhunter, che è un fumetto che va oltre il supereroistico e si avvicina molto a quelli che erano i fumetti Vertigo. Grazie a Dennis Camp e Javier Rodriguez, che ci hanno regalato un fumetto come non se ne leggeva da tempo. Sono andato veloce sugli altri due titoli, su Absolute Lanterna Verde e Absolute Flash, non perché non mi piacciono, ma sono quelli, secondo me, che trovo un po' più deboli al momento, devono ancora ingranare, secondo me. Non sono fra i titoli, diciamo, che consiglierei al momento, ma consiglierei appunto i primi, quelli che sono usciti per i primi, quindi Absolute Superman, Batman e Wonder Woman, e poi naturalmente l'Absolute Martian